Questa quinta edizione del primo Biennale del Lago Modena in Sardegna al mondo si caratterizza soprattutto nel mettere in evidenza l'aspetto ambientale del lago artificiale più grande d'Italia, il Lago Modeo. Attorno a questo con 18 borghi che si specchiano su questo lago, Sorradile in primis, con un lago bellissimo, attrezzato, e quindi mette in evidenza questo nuovo elemento identitario della Sardegna, ma dell'Italia. E attorno a queste identità noi abbiamo costruito questo premio biennale che va a premiare le grandi espressività della Sardegna, figli della Sardegna, che hanno dato lustro alla Sardegna in tutti i campi, in tutti i settori. Quindi per quinta edizione premieremo Barbara Serra, giornalista di fama internazionale, Stefano Buzzetti, musicista, compositore, originario di Cagliari, e Ciriaco Goddi, l'astrofisico e l'uomo del buco nero. Queste tre personalità avranno il riconoscimento della cittadinanza onoraria del premio biennale. Sarà presentata la manifestazione preceduta da una passerella di moda delle sorelle Pirella di Cagliari, con 10 stiliste che indosseranno gli abiti con i colori del Mediterraneo, e in più saranno presentato il premio con la giornalista della RAI Coronata Boccia. Ci saranno tante attività a partire dal venerdì con i colori del Mediterraneo, col coinvolgimento dell'isola di Malta, delle isole Eolie, dell'isola della Sicilia e della Corsica, con tante protagoniste attorno a 2 tavole rotonde, una del sabato mattina e una della domenica mattina, che ci sarà la chiusura di uno show cookie con la degustazione dei prodotti identitari del territorio.